Il Veneto chiude il 2014 tra furti e rapine, con le forze dell'ordine che tracciano un bilancio in miglioramento stando al numero complessivo di reati, ma con i cittadini che sentono crescere la sensazione di insicurezza anche quando sono tra le mura delle proprie case. A Padova, una delle città di riferimento nel nord-est, i reati calano nel 2014 del 10%, ma aumentano i furti nei negozi e le rapine nelle abitazioni, 37 in provincia quest'anno, numeri che alzano l'attenzione su questi reati. Sono stati proprio quelli nei centri commerciali, in particolare le rapine in abitazione. Numeri non elevatissimi in aumento, ma che comunque sicuramente compromettono la percezione di sicurezza. Furti in abitazione e reati contro il patrimonio caratterizzano le statistiche anche per Venezia, capoluogo della regione, e la prevenzione sarebbe molto più efficace se le pene fossero scontate fino in fondo. Forse l'avere delle pene certe nei confronti di coloro si rendono responsabili di questi reati, anche pene minori ma certe che vadano scontate in carcere, potrebbero ottenere un qualche effetto. Padova resta però capitale della droga e dello spaccio, in enorme aumento i sequestri di eroina, 53 kg, più del triplo rispetto al 2013, sempre più diffusa per la facilità di consumo, e di hashish e marijuana, 311 kg contro i 139 dell'anno scorso. Cresce anche il numero di droghe sintetiche. La priorità per il 2015 è dare sicurezza ai cittadini, che hanno chiamato i centralini di polizia, carabinieri e guardia di finanza quasi 430.000 volte. L'aspetto positivo che ci aspettiamo di raggiungere è quello che si possa anche vivere una maggiore percezione di sicurezza.